Inaugurato ieri il nuovo percorso turistico Ipogeo del Vescovado che arricchirà l'offerta di arte, fede e Mudia. Ricorre oggi il 10° anniversario della tragedia sul lavoro dove sono morti 3 ferrovieri. Manifestazione stamani in loro ricordo presso la stazione centrale a cura dell'associazione AEL Ferrovie Caos. Interrogazione sul parcheggio pluripiano e sullo spazio antistante della sosta dei pullman, presentata dalla consigliera comunale Valentino Cirito della Lega. Un morto e 2 feriti, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera in contrada Caos, strada statale 115, la vittima è Pierluigi Vaccarezza, di 76 anni, originario di Genova. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Gela, sono 3 i gelesi arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Ricorre domani il 25° anniversario dell'istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos, diversi gli eventi per l'occasione organizzati. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento del nostro telegiornale di TV Notizie, inaugurato ieri sera il nuovo percorso turistico Ipogeo del Vescovado, che arricchirà l'esperienza del percorso Arte e Fede Mudia e permetterà di conoscere un nuovo itinerario. Un bilancio è stato anche tracciato sull'attività dell'associazione. Noi abbiamo seguito l'evento. Professor Brancato ci parla di questa iniziativa oggi qui, questa scoperta dell'Ipogeo, insomma tante novità da parte del Mudia. Sì, abbiamo arricchito l'offerta culturale attraverso l'apertura dell'Ipogeo del Vescovado, che in realtà c'è sempre stata, adesso è messa in rete. È bellissima questa sinergia che è nata con Agrigento Sotterranea, giovani professionisti che vogliono investire sul territorio e noi abbiamo dato solo l'opportunità di farlo. Siamo veramente lusingati di vedere questi ragazzi che vogliono investire e chiedono a noi il supporto, e noi come Arcidiocesi e come Mudia, inteso proprio come museo aperto sul territorio, siamo aperti a portarlo avanti. Non ci fermiamo anche in estate, all'interno di queste attività estive abbiamo portato avanti anche la settimana della cultura, la Summer Week, una settimana che in via esplorativa darà la possibilità, abbiamo iniziato lunedì, finirà venerdì, una settimana breve, ha dato la possibilità a giovani e famiglie di conoscere, approfondire l'arte locale, e ha avuto un buon risultato e un buon risultato sul territorio, perché abbiamo avuto un flusso di partecipanti molto attivo e tra l'altro molti giovani. E quindi questo è quanto, continueremo sempre a lavorare per il territorio, a parlare alla gente e della gente. 50.000 persone, oltre 50.000 sì. persone che nel 2023 hanno scelto di visitare il Colle di Girgenti. Sì, assolutissimamente siamo felici di poter portare questi risultati. Questo è frutto di un lavoro di sinergia di tante associazioni, di tanti giovani che insieme portano avanti questo progetto di valorizzazione. 50.000 visitatori è una cifra considerevole che ci fa ben sperare anche per il futuro, è frutto di attività collaterali che l'Arcidiocesi, attraverso la società dei servizi Andos, attraverso l'associazione Ecclesia Viva, che è un'associazione di volontari, porta avanti sul territorio. Non solo, la presenza anche di protocolli di intesa che portiamo avanti con le istituzioni, col provveditorato agli studi, con l'Università di Palermo, anche di Firenze. Quindi sono tanti piccoli gesti che poi portano grande incremento e quindi il risultato di 50.000 visitatori. Abbiamo presentato i dati del Museo Diocesano di Ecclesia Viva e di Antos del 2023 per proiettarci verso il capitale della cultura. Numeri significativi, lavoriamo sui numeri di 53.000 visitatori con il biglietto pagante, con diversi giovani che sono stati assunti per rimanere sul territorio e portare avanti la fruizione dei monumenti, e vuole essere proprio la proposta per il contributo per questa città che si orienta a vivere questa esperienza di capitale della cultura. È stato detto questa sera che già è capitale della cultura, ma per quello che riusciamo a presentare. Forse dobbiamo vivere, permettetemi anche dal punto di vista del mio essere sacerdote, un atto di conversione. Tutti, gli operatori della cultura, i giornalisti, il territorio, gli operatori politici, tutti dobbiamo vivere una conversione.
dobbiamo noi vivere la città come una capitale della cultura, così come quando andiamo a Praga, piuttosto che quando andiamo a Madrid e quando andiamo a Parigi. Lì ci sentiamo nelle capitali più grandi e allora lo stesso atteggiamento di educazione, di pulizia, di cortesia dobbiamo avere nei confronti della nostra Agrigento, che è la nostra capitale della cultura e non degli altri. Parliamo di questo ipogeo. L'ipogeo è una nuova apertura, ecco, diamo nuova vita a un sito chiuso, era un sito sicuramente non fruibile che adesso vede nuovamente la luce. Si tratta di un ambiente ipogeo fuori dai canoni che fino adesso hanno visto i percorsi ipogei classici, quindi non è un ipogeo idraulico, quindi non veniva utilizzato per la raccolta e la fruizione delle falde, quindi dell'acqua, ma questo è un ipogeo che, trovandosi sotto i locali della Curia, che si estendeva molto probabilmente fino alla chiesa di Sant'Alfonso, comunque aveva uno sviluppo longitudinale, doveva servire come magazzino, come camminamento sotterraneo, è formato da diverse stanze, da diversi passaggi, alcuni oggi completamente obliterati perché le nuove costruzioni poi nel tempo ne hanno trasformato gli accessi praticamente tagliandone fuori le vie di accesso, però adesso si sono ancora conservate diverse caratteristiche e alcuni luoghi particolari, e quindi un pezzetto di storia che racconta oltre 1000 anni di attività dell'uomo anche nel sottosuolo di Agrigento. Quando è che si può visitare? Si può visitare ogni pomeriggio già da adesso. L'espressione buone pratiche. Succede che per certi periodi certe espressioni diventano di moda, si ripetono, no? Buone pratiche una di queste, in questi ultimi anni qualsiasi cosa si fa usano le buone pratiche. In ambito squisitamente ecclesiale, in questi anni, qualsiasi cosa si fa si ci mette la parola sinodo. È così, succede. C'è un rischio però, che dentro non ci sia nulla. Che dentro non ci sia nulla. E a volte capita che dentro l'espressione, le buone pratiche, poi tu vai a aprire la scatola. Eccoci. No, una forbice questa è tagliata. Grazie. ok. Bene. E oggi, 17 luglio, ricorre il 10° anniversario della tragica scomparsa sul lavoro dei ferrovieri Antonio Laporta, Luigi Gaziano e Vincenzo Riccobono. L'associazione AEL Antonio, Enzo e Luigi di Agrigento, costituita a margine di quegli eventi, ha organizzato presso la stazione ferroviaria di Agrigento Centrale e Bassa l'evento commemorativo in collaborazione con le Ferrovie Caos. Noi eravamo sul posto. Oggi, 17 luglio, ricorre il 10° anniversario della tragica scomparsa sul lavoro dei ferrovieri Antonio Laporta, Luigi Gaziano e Vincenzo Riccobono. L'associazione AEL Antonio, Enzo e Luigi di Agrigento, costituita a margine di questi eventi, ha organizzato stamani presso la stazione ferroviaria di Agrigento l'evento commemorativo in collaborazione con l'associazione Ferrovie Caos. Questo è un anniversario tondo, sono 10 anni, è stato più volte rimarcato in questa cerimonia, è stato più volte rimarcato in questa iniziativa da tutti quelli che erano presenti. 10 anni sono 10 anni, iniziano a essere tanti, ma mai pochi appunto per chi conosceva ovviamente i diretti interessati, chi conosceva gli operai e per tutti coloro che fanno parte della famiglia ferroviaria. Per questo anche come Ferrovie Caos ci teniamo a essere presenti in ogni anniversario, specialmente quest'anno. E inoltre come Ferrovie Caos abbiamo approfittato oggi in questa cerimonia per sottolineare come con il comune di Porto Empedocle che si è avviato un percorso per intitolare agli operai scomparsi una via, una piazza, proprio perché, come ho detto prima, 10 anni iniziano ad essere tanti, non sono mai pochi per chi li conosceva ed è giusto alimentare anno dopo anno, giorno dopo giorno, la memoria di chi ci ha lasciato. 10 anni siamo ancora qua a commemorare i 3 colleghi che ci hanno lasciato tragicamente. E il fatto di essere ancora presenti qui vuol dire che ancora
li ricordiamo con affetto e dimostriamo tanto affetto anche alle famiglie. Quando è successo l'incidente mi occupavo di sicurezza in ferrovia e in qualche modo mi sono sentito coinvolto. Noi ci siamo sempre impegnati nella consegna dei dispositivi di protezione individuale agli agenti, fare corsi sulla sicurezza agli agenti, e anche a questi tre amici io ho fatto dei corsi sulla sicurezza lavoro. Quello che è successo, ricordiamolo, 10 anni fa tra le stazioni di Gela e Butera, è stato di sicuro frutto di una incomprensione, perché i regolamenti ferroviari consolidati da 150 anni di storia, se vengono osservati non dovrebbe succedere niente, ma purtroppo c'è stato quell'attimo di fatalità che ha fatto succedere questo. Io rivivo quel momento come se fosse ora e ricordo in quel momento, quando sono stato informato di quello che è successo, è stato un attimo che ho visto buio e lo sto rivivendo in questo momento. Forse si sente un po' dall'animo accorato, forse si sente che sto rivivendo quel momento, però come è stato detto poco fa, forse quelle morti dette con un po' di cinismo sono state delle morti utili. Nessuna morte è utile, per carità, soprattutto quando si tratta di tragedie, però da allora sicuramente è stato, sia in ambito nostro che anche fuori ferrovia, è stata ancora di più attenzionata la sicurezza sul lavoro e dovrà esserlo sempre di più attenzionata, perché queste cose non dovrebbero e non devono succedere più. Questo è quello che sento di dire in questo momento, ricordando quei tre amici. Ecco, che ricordo ha di quel momento? Sono passati oltre 10 anni. Sono passati 10 anni purtroppo da quella disgrazia. Ricordi terribili ovviamente, perché è quel fulmine a ciel sereno che nessuno si augura di vivere nella propria vita. E come dicevo poco fa nell'intervento che abbiamo fatto durante il Memorial, oggi sono quei fatidici 10 anni quando tu ti chiedi che cosa ti immagini da qua a 10 anni. Nessuno di noi si immaginava tutto questo. Sono tragedie che si segnano per sempre. Però da 10 anni, sì, appunto da 10 anni, ogni anno con questi eventi abbiamo cercato di mandare avanti quella che è la memoria, perché almeno questo glielo dobbiamo a mio padre e ai suoi colleghi, che hanno fatto tanto per la ferrovia e anche per noi. Quindi ringrazio le associazioni che se ne sono sempre occupate, l'associazione AEL, Antonio Enzo e Luigi, e l'associazione Ferrovie Caos. E rivediamo per l'occasione il servizio che TVA ha fatto nel corso della tragedia avvenuto proprio 10 anni fa. La più grande tragedia sul lavoro di sempre in provincia di Agrigento. Stamani alla stazione di Agrigento Bassa, da dove dipendeva la squadra dei 3 sfortunati ferrovieri, il clima era di profonda commozione. I 3 sono descritte come 3 persone per bene, con tanta esperienza sulle spalle e qualcuna di loro già pronto alla pensione. Erano delle persone per bene, serie, laboriose, persone allegre che scherzavamo, parlavamo, ci impegnavamo, si impegnavano in prima persona. E quando c'era bisogno di aiutare qualcun altro sicuramente lo si aiutava, per cui erano persone, ottime persone, quindi quello che è successo non doveva accadere, è uno strazio che tutti stiamo vivendo, siamo vicini alle famiglie e dobbiamo batterci, impegnarci affinché queste tragedie non succedano. Lei mi diceva prima dell'intervista che loro facevano parte del cosiddetto tronco di Agrigento Bassa, avevano determinati ruoli da svolgere, no, nelle loro mansioni. E loro avevano il compito di manutentare il binario, di intervenire allorquando sul binario si creavano dei difetti, perché il binario normalmente deve essere in piano. Allora quando ci sono dei difetti chiaramente bisogna eliminarli e il loro compito era questo, di lavorare sul binario. Praticamente facevano quasi tutta la provincia di Agrigento e quella di Caltanissetta e Palermo in pratica. Lavoravano presso il tronco di Agrigento Bassa che gestisce la tratta che va da Agrigento Centrale sia nel Roccapalumba, però data la carenza di personale, a volte quando ci sono dei lavori da fare negli altri tronchi venivano chiamati
veniamo chiamati per andare anche in altri tronchi, perché il problema soprattutto sta nella pianta organica, perché purtroppo le piante organiche sono degli impianti, sono striminziti ai minimi termini, cioè le risorse umane non sono sufficienti per gestire la lavorazione del binario. E quindi un appello che noi facciamo alle ferrovie è di aumentare le piante organiche e mettere in sicurezza tutte le lavorazioni che si fanno. Un'interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale Valentina Cirino, capogruppo della Lega al comune di Agrigento, sul parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli e sullo spazio antistante il Genio Civile, che potrebbe essere utilizzato per la sosta dei bus, liberando così l'attuale spazio utilizzato dalla SAES per la partenza dei bus di fronte al bar Oasi. Ne abbiamo parlato con la stessa consigliere comunale Valentina Cirino. Siamo con Valentina Cirino, consigliere comunale capogruppo della Lega al comune di Agrigento, e ci troviamo davanti il parcheggio pluripiano e nella zona Piazzale Rosselli. Valentina, allora ci sono delle novità, se ce le vuoi anticipare? Allora, intanto volevo fare una semplice premessa, cioè quella che l'intervista di oggi non vuole essere contro l'amministrazione, contro il sindaco, contro l'assessore ai lavori pubblici, bensì un suggerimento. Sono delle osservazioni che io faccio in merito alla situazione legata del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli. Oggi abbiamo la certezza, grazie al comitato civico dell'aeroporto, di avere un'area disponibile ed autorizzata al comune di Agrigento da parte dalla regione, un'area dove poter sostare i pullman della SAIS che ad oggi che fanno tratta Agrigento, Catania, Catania Aeroporto, che oggi ritroviamo di fronte al bar Oasi. Sappiamo benissimo delle difficoltà, dei disagi che ha procurato inizialmente e tutt'oggi, perché nasce in via provvisoria, ma sembrerebbe diventata in via definitiva. Tuttavia abbiamo la possibilità di utilizzare quest'area attigua alla Piazzale Rosselli con autorizzazione da parte della regione, il comune di Agrigento. Sembrerebbe manchi soltanto un onere demaniale di circa 10.000 euro. Che deve pagare il comune. Che deve pagare il comune, ecco. Dunque mi chiedo perché non utilizzare quest'area. Parliamo ora del parcheggio pluripiano, un'incompiuta che purtroppo Agrigento ne ha bisogno, l'ha detto anche il prefetto Romano all'interno della sua riunione fatta recentemente su Agrigento Capitale 2025. Invito il sindaco, l'amministrazione e l'assessore ai lavori pubblici a far sì di poter ultimare i lavori del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli. Come diceva lei, un'opera incompiuta nata negli anni 90 con 2 finanziamenti stanziati dall'assessorato regionale al turismo e alle infrastrutture, susseguita da una sentenza non appellata. Oggi possiamo dire che il parcheggio pluripiano torna al comune di Agrigento. Volevo fare un inciso, poiché a breve verrà adottato il piano triennale delle opere pubbliche e noi all'interno della scheda B, nell'allegato delle opere incompiute, troviamo il parcheggio pluripiano, ma con 2 falsi. Ovvero il primo che ci comunica che il parcheggio è fruibile alla collettività, e questo non è vero. E la seconda è che per ultimare i lavori di completamento basterebbero 8 milioni di euro circa, ma non è così. Sappiamo che per ultimare l'opera basterebbero quantomeno 11 milioni di euro. Invito pertanto l'amministrazione a trovare una soluzione e lo strumento giusto per far sì che quest'opera
si possa ultimare e ridare così quel polmone verde che tanto attende la città di Agrigento, quale Piazza Vittorio Emanuele. Tragedia incontrata caos, un incidente è avvenuto lungo la strada statale 115 tra Porto Empedocle e Agrigento. A scontrarsi una moto Honda e una Vespa, il bilancio è stato pesantissimo, un morto e 2 donne ferite, la vittima alla guida dello scooter è Pierluigi Vaccarezza, 76 anni, originario di Genova, insieme a lui viaggiava la moglie, una 74enne che adesso si trova ricoverata all'ospedale di Agrigento in codice rosso, i coniugi erano in vacanza nell'Agrigentino. La Guardia di Finanza di Caltanissette esegue misure cautelari personali nei confronti di 3 gelesi per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il servizio. La Guardia di Finanza di Caltanissette esegue misure cautelari personali nei confronti di 3 cittadini di Gela per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Un sodalizio dedico al traffico di stupefacenti è stato smantellato dai finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Gela, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, che ha eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal GIP del locale tribunale nei confronti di 3 persone, nei cui vige la presunzione di innocenza, indagate per l'ipotesi di reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle del gruppo di Gela nei mesi di novembre 23 fino a marzo 24, scaturite da un sequestro di cocaina pronta per lo spaccio al minuto, che hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all'esistenza di un gruppo di cittadini di Gela di giovane età dedito esclusivamente allo smercio e allo spando di cocaina. Dagli elementi investigativi acquisiti è emerso che gli indagati vantavano un'organizzazione ben definita e radicata nella città di Gela, tale da garantire un'operatività H24 in tutte le zone della città. Le complessive attività investigative condotte hanno così permesso di ricostruire le dinamiche criminali del sodalizio, che avevano come base uno strutturato apparato di vendita in grado di fatturare circa 15.000 euro mensili e soddisfare la domanda di numerosi acquirenti provenienti anche da città vicinori. Il consistente giro d'affari consentiva di provvedere al sostentamento economico di uno dei soggetti sottoposti a misura cautelare e all'intero nucleo familiare. L'operazione del servizio svolta dalla Guardia di Finanza di Gela si pone in prima linea nel contrasto a ogni forma di illecito, testimoniando il costante impegno delle Fiamme Gialle sotto la direzione dell'autorità giudiziaria volto alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto di fenomeni criminali più avvertiti come forme di degrado da parte dei cittadini. Scoperto un nuovo covo del boss Matteo Messina Denaro a Mazara del Vallo. La corrispondenza da Trapani. Sono in corso perquisizioni disposte dalla DDA di Palermo in un complesso residenziale di Mazara del Vallo in via Castelvetrano al civico 45C. L'attività investigativa svolta dalla polizia e dai carabinieri rientra nelle indagini sulla rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento nasce dagli accertamenti dello SCO che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del capomafia in un'area di Mazara nei mesi precedenti al suo arresto. L'attenzione si è concentrata su un complesso residenziale in cui si ritiene che Messina Denaro abbia avuto la disponibilità di un immobile o di un eventuale covo riservato ancora non identificato. La DDA di Palermo ha disposto la perquisizione e il controllo di tutti i garage del complesso residenziale e un'ispezione nei luoghi per verificare se alcune chiavi trovate al latitante e ai suoi fiancheggiatori aprano appartamenti e locali della struttura. Intanto si scoprono anche degli agganci romani di Messina Denaro, il figlio di Enrico Nicoletti della banda della Magliana avrebbe favorito infatti la latitanza del boss proprio a Roma. A riportarlo l'informativa dell'inchiesta Assedio della DDA di Roma che ha intercettato proprio Antonio Nicoletti, figlio di Enrico, che terrorizzò la capitale alla fine degli anni 70. Il boss deceduto nel
reparto detentivo dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila pochi mesi dopo la cattura avvenuta da parte dei carabinieri della ROS. Dopo 30 anni di super latitanza si sarebbe dunque recato a Roma per essere sottoposto ad alcune visite oncologiche in un ospedale della capitale. Nicoletti Junior, intercettato in una conversazione tra diverse persone, tra cui un ex giocatore, a luglio del 2018 dagli investigatori del centro operativo della DIA di Roma, diceva: «Oh, ma ti ricordi quel giorno con chi mi sono incontrato io? Ma te lo ricordi o no? Con quello là io mi ci sono incontrato proprio con lui personalmente 6 mesi fa». Antonio Nicoletti in quella circostanza si offrì di mediare con la società Trapani Calcio per far ottenere all'amico calciatore un posto da allenatore. Massimo, invece, l'altro figlio dell'ex cassiere della banda della Magliana, definisce il fratello Antonio, che si era interessato ad una vicenda sanitaria più potente addirittura del ministro della Sanità. Arrestato a Lucca un somalo di anni 28 con l'accusa di omicidio aggravato. Sarebbe lui il presunto colpevole dell'aggressione al tunisino di via Maqueda a Palermo, morto dopo 10 giorni dal ricovero. La corrispondenza da Palermo. A Lucca la squadra mobile di Palermo ieri pomeriggio ha fermato un somalo di 28 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del ragazzo tunisino morto ieri mattina dopo 10 giorni di ricovero al Policlinico di Palermo in seguito a un'aggressione in via Maqueda. Ieri sul luogo dove è stato aggredito il tunisino alcuni cittadini hanno deposto fiori sul marciapiede. Cittadini che nel corso del tempo hanno denunciato più volte la situazione critica che pervade l'intera zona, dove spaccate, rapine, risse e spaccio sono quotidianità. Un fenomeno di delinquenza diffusa più volte rappresentato dal Comitato Uniti per il Quartiere, ieri presente con una rappresentanza sul luogo del delitto a Massimo Mariani, prefetto di Palermo. Sulla morte del giovane e sulla poca sicurezza di via Maqueda interviene anche il sindaco Roberto Lagalla, che si dice pronto a chiedere che il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tratti ulteriormente lo specifico allarme del centro storico. Sulle dichiarazioni del sindaco replica Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. Prendo atto delle dichiarazioni del sindaco che finalmente si dice pronto a sollecitare il Comitato per l'ordine e la sicurezza per maggiori controlli sulla zona. Noi chiediamo a gran voce basta violenza. Vediamo ora delle interviste al presidente Crappolici e a familiari Emilio Corrao e Cecilia Fiore. Il volto sorridente di Paolo Borsellino è da oggi proiettato nel cortile Maqueda all'interno di Palazzo dei Normanni. La corrispondenza da Palermo. Significa ricordare uno dei più grandi siciliani, ricordare quella Sicilia che ha resistito e combattuto la mafia, quei tanti siciliani che continuano a combattere la malavita, l'organizzazione criminale, il potere mafioso. E questo è il palazzo delle regole, il palazzo delle istituzioni, e come dire, omaggiare con un tributo a un grande uomo è anche un modo per dire che la Sicilia non solo non dimentica, ma continua la battaglia. Allora, l'immagine dello zio qui è importante per la sua statura istituzionale, per l'importanza che ha avuto nella storia che ha vissuto, ma soprattutto nella storia seguente, in questi 32 anni. È importante che sia sempre presente la sua memoria e che susciti in chiunque lo guardi, in chiunque passando di qui, da il politico, il turista, il semplice cittadino, possa ricordare quanto è stata importante la sua figura e quanto ancora adesso sia importante e che ancora aspettiamo una verità che è tarda ad arrivare ed è importante come testimonianza e come presenza. Nasce da Rita Borsellino, dalla trama di rapporti che lei ha tessuto in tutta Italia, e la sua idea era molto semplice, che era un po' quella di Paolo: ognuno di noi deve contribuire per quello che sa fare e per quello che ha a disposizione. Una ditta di Bergamo, assieme a un nostro carissimo amico d'infanzia che è cresciuto praticamente con noi e che adesso si trova all'interno di questa ditta, avevano pensato di essere presenti a Palermo per questo 19 luglio.
con cosa? Con quello che sapevano fare, con quello che hanno. La ditta così ci ha contattato attraverso il nostro carissimo amico che si chiama Gaetano Davì, che lo saluto, e ci ha inviato questo faro. Hanno generato i gobbi, quindi quelle immagini di Paolo Borsellino, con l'intento appunto di fare tornare il sorriso di Paolo tra la gente, in mezzo ai turisti, in mezzo a chi esercita la politica e quindi i nostri interessi personali, perché il sorriso di Paolo, che comunque aveva sempre trasmesso serenità e tranquillità, comunque quel sorriso ancora a qualcuno fa paura, e quindi ripartiamo dal sorriso di Paolo per avere non più frammenti di verità, ma tutta la verità. Linea alla regia per la pubblicità. E si svolgerà domani 18 luglio alle ore 19 alle Fabbriche Chiaramontane, organizzato dal Centro Culturale Pasolini, la presentazione del libro di Carmelo Sardo e Gaetano Savatteri, che parla di mafia di Cosa Nostra, storia delle cosche agrigentine. L'evento sarà moderato da Salvatore Picone. Sentiamo l'intervista allo stesso Carmelo Sardo. Sono particolarmente fiero e orgoglioso, tornando nella mia città Agrigento, di poter partecipare a un evento organizzato dal Centro Culturale Pierpaolo Pasolini con Zolfo Editore, giovedì 18 luglio alle ore 19 alle Fabbriche Chiaramontane, insieme a un grande maestro come Gaetano Savatteri, caro amico, per parlare di mafia di casa nostra attraverso due nostri libri targati Zolfo, Il mio cani senza padrone, che racconta la parabola della Stigia e dei picciotti che uccisero il giudice Rosario Livatino, e I ragazzi di Regalpetra di Gaetano Savatteri. Sarà un'occasione di confronto molto importante e molto istruttiva. Vi aspettiamo. Il 18 luglio alle 19 alle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, ultimo appuntamento della rassegna organizzata dalla casa editrice Zolfo ad Agrigento, appunto, con Carmelo Sardo, autore del libro Cani senza padrone, e me, Gaetano Savatteri. Discutiamo insieme di quei libri che raccontano storie parallele sulla mafia agrigentina degli anni 80 e 90. Che cosa è rimasto di quella stagione, dopo i lutti, le sofferenze, le prigioni e i dolori? Cosa è rimasto oggi? E possiamo ancora dire che quella stagione è completamente finita? Ricorre domani il 25° anniversario dell'istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos. Diversi gli eventi per l'occasione organizzati. Ne parliamo con l'ingegnere Dino Barone. 25° anniversario della istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello. La Fondazione Nievo e i parchi letterari ci hanno insegnato che gli anniversari e le ricorrenze si devono festeggiare. È un compleanno regale questo, 25 anni. Cioè 25 anni fa istituivamo ufficialmente, nelle mani del Presidente della Regione, alla presenza di tutti i rappresentanti politici delle amministrazioni, eravamo a Palermo a Villa d'Orleans e firmavamo, sottoscrivevamo una convenzione che si chiama Accordo di Programma, nella quale veniva istituito il Parco Letterario Luigi Pirandello. È un ente sovracomunale ed è un festeggiamento, dicevo, regale, perché 25 anni sono 25. Molti li chiamano nozze d'argento nel quotidiano, e quindi già abbiamo ricevuto da tanti enti, cominciare da tanti parchi letterari. Parlo di quello Quasimodo, parlo di quello di Senigallia, parlo del Parco Letterario Noto, eccetera, eccetera. Parlo della provincia di Bergamo, parlo del comune di Senigallia, delle persone che abbiamo conosciuto tramite i parchi letterari e le reti che abbiamo creato, anche relativamente, per esempio, a Imperia, alla provincia di Imperia, a Villa Alfred Nobel, che hanno saputo di questa ricorrenza. Noi aspettiamo pertanto che domani pomeriggio ci sia la tavola rotonda con chi deve parlare e le autorità, il comune di Porto Empedocle, il sindaco di Agrigento, e attendiamo anche i rappresentanti della provincia o del libero consorzio, della regione,
anche con i doni, perché i festeggiamenti si fanno con i doni, non si va a mani vuote in un compleanno, ma si va con i doni. Speriamo che già non devono acquistarli, i doni si sentono nel cuore e si fanno con il cuore. Il Parco Letterario ci ha insegnato questo, non ci ha insegnato le convenzioni sociali dell'ipocrisia, ma ci ha insegnato il dono dell'essere. L'unico verbo che deve essere coniugato è quello del presente, cioè l'essere. E questa è una cosa molto positiva che abbiamo tradotto e trasmesso a tutti i nostri viaggiatori. Si chiamano così coloro che viaggiano o vengono al Parco Letterario. La seconda parte si svolgerà il giorno 19 con una bellissima serata in memoria del drammaturgo. Perché sarà un viaggio sentimentale, quello più gettonato, diciamo, sui 12 viaggi sentimentali che noi facciamo in tutta la città e anche a Porto Empedocle, il Caos è, diciamo, più gettonato perché è più richiesto dai nostri viaggiatori, sia forestieri che residenti. Si svolgerà quindi con l'autorizzazione che abbiamo ricevuto dal parco archeologico che gestisce la casa natale di Luigi Pirandello, tra le ore 20 e non oltre le 21, perché è una passeggiata itinerante, un teatro itinerante che gli attori condurranno, e il cantastorie in particolare, i musicisti, lungo il sentieruolo che porta alla Rozza Pietra. Non è una tomba, ci hanno detto i turisti. Attenzione, cara amministrazione, correggi per favore ciò che non va. Quello è un mausoleo e quindi è la Rozza Pietra, come diceva Luigi Pirandello, dove lui ha voluto essere inumato. E si è svolto ieri sera la premiazione della seconda edizione del Premio Città di Aragona, donato ai migliori talenti che si sono particolarmente distinti nella loro attività. Le interviste di Luigi Mula. Il 19 di luglio ci sarà la seconda edizione del Premio Città di Aragona, un evento importante, un evento che l'anno scorso è riuscito bene, quindi vogliamo fare di questo un evento a cadenza annuale, perché è importantissimo ricordare tutti i nostri concittadini che sono fuori da Aragona e comunque in condizioni anche difficili, perché uno che esce è solo, non ha riferimenti, sono riusciti comunque ad emergere e a dare lustro anche alla nostra cittadina. Ecco, l'anno scorso abbiamo premiato il vescovo Marino, abbiamo premiato una dottoressa in economia, la dottoressa Scarito, abbiamo premiato il noto giornalista Gianluigi Galluzzo, abbiamo premiato anche complessivamente erano 5, tutti non me le ricordo, comunque è stata veramente una bella esperienza. Quest'anno saranno premiate Don Giovanni Lattuca, un prete che è stato marito, padre e nonno, e poi dopo il decesso della moglie ha preso i voti, quindi è una persona molto devota, una persona che, ecco, si è distinta fuori dal nostro territorio. C'è anche Giovanni Fucà, dottore Giovanni Fucà, che è un oncologo all'Humanitas di Milano, la dottoressa Anna Maria Giacco, un'oncologa che si è distinta, che diciamo ormai è una nota professionista, possiamo dire, in tutto il mondo. Poi ecco, abbiamo il dottore Angelo Collura, che è stata una persona che si è distinta nella vita perché oltre a essere un noto imprenditore, ma è anche stata una persona che si è occupata tantissimo di sociale, è stato anche missionario, quindi dico, siamo veramente contenti di questa seconda edizione e speriamo il prossimo anno di ripeterla con personaggi originari di Aragona, o quantomeno i familiari originari di Aragona, che sono volti famosi come John Turturro e Nino Frassica. Nella qualità di presidente dell'Associazione Culturale Aragonese nel Mondo, quest'anno daremo inizio alla seconda edizione. La motivazione:
quella di premiare tutti quegli aragonesi, quelle eccellenze che si distinguono nel loro campo lavorativo e professionale nei vari contesti nazionali e internazionali. L'iniziativa è volta a richiamare ogni singolo premiato all'appartenenza, cioè del proprio paese e alle proprie origini, per far sì che diventino anche motivo e orgoglio di quelle eccellenze aragonesi che abbiamo anche nel nostro paese, tanto è vero che riescono tutt'oggi a tenere vivo questo paese e soprattutto servono allo sviluppo del territorio, nell'espletamento del sociale e in quello economico. E si terrà stasera a Grotte alle ore 21:30 in Piazza Municipio la prima commedia brillante della rassegna di teatro popolare in 3 atti, Una questione delicata, eseguita dall'Associazione Teatrale Musco e Riesi di Antonella Zucchini, con la regia di Guglielmo Calle. L'evento, organizzato dall'Associazione Nino Martoglio di Aristotele Cuffaro di Grotte. A mare si può, le giornate di mare, quelle più belle per l'inclusione sociale. Il servizio da Trapani. Ognuno prende il proprio equipaggio, ci vediamo fuori dal porto e poi tutti assieme mi seguite e andiamo verso i Faraglioni. Siamo molto contente di essere state ricoinvolte in questa attività. Winner è un'associazione che si occupa di beneficenza, di service, ma anche di promozione dell'amicizia, quindi siamo contenti di dare oggi il nostro contributo assieme alla Lega Navale. Abbiamo avuto e abbiamo la fortuna di avere un'amministrazione molto vicina, amica, ma non nel senso generale del termine, ma amica per le attività che si fanno nel sociale. In questo senso la definisco amica e di questo siamo orgogliosi. Quindi Castellammare è a vostra disposizione, la Lega Navale è a vostra disposizione. Grazie a tutti, buon divertimento. Ancora una volta la Lega dimostra di non essere solo di portismo, ma di occuparsi di sociale. In qualità di associazioni accompagnabili non abbiamo coinvolto solo non vedenti, ma abbiamo coinvolto anche altri ragazzi con altre disabilità. Interrogazione sulla messa in sicurezza della discarica di Mazzarà Sant'Andrea nel Messinese da parte del deputato Antonio De Luca. La corrispondenza da Messina. Il deputato regionale Antonio De Luca, capogruppo all'ARS del Movimento 5 Stelle, ha presentato come primo firmatario un'interrogazione al presidente della regione siciliana Renato Schifani e all'assessorato per l'energia e i servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro sulla bonifica e messa in sicurezza della discarica di Mazzarà Sant'Andrea che sorge in contrada Zuppà. Questa iniziativa, si legge nel documento, si è resa necessaria dopo il devastante incendio di fine giugno, che ha arrecato gravi danni all'impianto di contenimento del percolato realizzato nel 2023. Inoltre, gli interventi posti in essere dagli organi competenti per la mitigazione dei rischi alla salute per la popolazione si sono rivelati totalmente inadeguati. Infine, viene evidenziato come, nonostante lo stanziamento dei fondi previsti dal piano di azione per la riqualificazione dei siti, non risulta ad oggi definito neppure l'iter di realizzazione degli interventi, nonostante sia stato sollecitato più volte l'intervento dei competenti uffici regionali per definire sia l'iter relativo alla messa in sicurezza. Con questo atto, la deputazione pentastellata guidata da Antonio De Luca chiede un approfondimento urgente su quali interventi siano stati predisposti dall'assessorato competente per procedere all'immediata messa in sicurezza della discarica di Mazzarà e i tempi per la realizzazione di una bonifica dell'area, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute dall'amministrazione comunale e dai residenti. Il governo regionale, con la sua grave inerzia, ha una responsabilità enorme nella gestione di questa vera e propria bomba ecologica, che causa l'emissione di sostanze nocive che espongono a serio rischio la popolazione locale, ripercuotendosi anche sulle coltivazioni agricole e sulla produzione zootecnica con rischi per la salute. Adesso il presidente Schifani deve rompere il silenzio e rispondere a un territorio e una comunità che si trova abbandonata a se stessa, il cui diritto alla salute è messo in grave pericolo da troppo tempo.
È doveroso comunicare ai cittadini tempi certi per la realizzazione di una bonifica del sito. I ripetuti interventi parziali hanno solo comportato un ingente spreco di risorse economiche, dichiara il deputato messinese. Ecogreen, luce e gas di proprietà della famiglia dell'imprenditore Marcello Giavarini, annuncia l'apertura di un nuovo Ecopoint a Licata, un importante passo per potenziare la nostra presenza locale, dice il responsabile marketing Giancarlo Laureano, e continuare così a offrire soluzioni sostenibili nel settore energetico rinnovabile. L'inaugurazione avverrà il prossimo 2 agosto presso la nuova sede in Corso Roma a Licata, numero 39, dove sarà presentato per l'occasione il presidente dell'azienda Giavarini, che afferma: con l'apertura del nuovo Ecopoint desideriamo fornire un servizio più accessibile e personalizzato ai nostri clienti di Licata. Siamo entusiasti di collaborare con la comunità locale per promuovere l'adozione di soluzioni energetiche che rispettino l'ambiente. Una nuova rete di solidarietà tra i panificatori messinesi. Sentiamo in merito l'intervista ai protagonisti della stessa. Un'iniziativa che nasce nel segno della solidarietà, spesso è una riflessione che molti fanno, chissà che fine fa il pane che resta nei panifici, quello invenduto. Voi avete anche scelto di fare un passo in più, no? Di produrre anche del pane da destinare a chi ne ha bisogno. Cosa significa questa iniziativa? Abbiamo dato un valore diverso al pane, perché il pane come alimento principe della nostra tavola, secondo me è un diritto di tutti, e quindi più che dare l'invenduto a fine serata, secondo me era giusto e dignitoso fare del pane fresco, quindi panificare per queste famiglie che in questo momento hanno delle difficoltà. Alcuni panifici che hanno aderito a questa iniziativa, a questa idea lanciata, quanti siete? C'è anche la speranza, l'auspicio che si possa allargare in tutta la città? Sì, attualmente siamo in questa fase iniziale, siamo 10 panifici aderenti, ovviamente l'obiettivo è quello di crescere, quindi questi 10 panifici aderenti faremo 10 kg di pane al giorno, quindi materialmente avremo 100 kg di pane al giorno che abbiamo stimato per un fabbisogno di circa 400 persone. Mi piace molto la modalità in cui viene realizzata, anche perché attraverso questa scheda, questa tessera che viene creata con questo logo, che è realizzato direttamente da chi anche ha pensato a questa iniziativa, credo che si garantisce anche un modo ottimale per realizzare anche la carità, nella dignità della persona, nel rispetto, consentendo di andare al panificio e di poter usufruire di questa donazione. Credo che questo aspetto sia anche fondamentale, bisogna anche metterlo in evidenza, e noi naturalmente non solo faremo da raccordo con quelle che sono le realtà e le famiglie che hanno necessità, e metteremo anche in raccordo le parrocchie, ma naturalmente l'obiettivo è quello di far crescere questa iniziativa e sostenerla affinché quello che è un bene fondamentale e essenziale non possa mancare nelle tavole di nessuna famiglia. Lo si fa con il pane, lo si può immaginare questo sistema anche con altri servizi essenziali, altre questioni di disagio vissute dalle nostre famiglie. C'è questa rete che si è messa in piedi di solidarietà, si potrebbe applicare anche, non so, per i servizi farmaceutici. Ci sono famiglie che non possono magari acquistare il farmaco che serve. Certamente sì, ma queste sono iniziative che noi già abbiamo realizzato sempre utilizzando lo stesso sistema. È capitato anche che alcune club, alcune realtà hanno fatto delle donazioni creando un budget all'interno di una farmacia, e lì proprio venivano inviate le persone per poter prendere i farmaci attraverso un bigliettino che era assolutamente anonimo e che non metteva in difficoltà chi doveva usufruire di un farmaco gratuito. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Ricordiamo che i programmi della nostra emittente si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha la Smart TV sul digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle 20, e con la replica la mattina alle 9. E questo è tutto, e vi auguriamo una buona serata.